Natale particolare, speciale, perché è la prima volta in vita mia, dopo 62 anni quasi di vita, che parto il giorno di Natale e resto per tutte le vacanze, quindi anche Capodanno e Epifania fuori. Si dice sempre Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, ma quest'anno ho voluto fare un'eccezione perché è un anno particolare, dopo un biennio di pandemia, di restrizioni, di costrizioni, era l'anno giusto per volare e volare lontano. Infatti stiamo per andare dagli Emirati Arabi a Dubai, ad Abu Dhabi. Ci attendono la vela, ci attende il grattacielo più alto del mondo, ci attende il battello dove navigare e fare una bella cena romantica, ci attende anche il Queen Elizabeth, un hotel che non è altro che la nave appunto Queen Elizabeth trasformata in albergo. E poi ovviamente ci attende il deserto, un deserto che per la prima volta vado a vedere e nel quale vorrei anche fare qualche follia. E io vi voglio portare con me in questo viaggio negli Emirati Arabi, Catania Fontanarossa con volo diretto per Dubai, Fly Dubai e la compagnia, 5 ore e mezzo di viaggio e stasera con 3 ore dopo di differenza perché lì sono 3 ore avanti e quindi a proposito io farò il Capodanno prima di voi, ma vi farò vedere com'è il Capodanno a Dubai e vi voglio portare con me. A dopo, andiamo! L'aereo è confortevole, il volo tranquillo e senza turbolenza alcuna, il personale di bordo disponibilissimo. Where are you from? Egypt. I'm from Ukraine. How many time you work in this company? Almost 7 years. Yeah, from the 6. Yes, 6 and It's very warm. It's beautiful. Is you like? Yeah, No? it is. Yeah. Yeah, it is really beautiful. Thank you. Bye. Thank you. Have a good day. Bye. Bye. E i posti assegnati non possono certo influenzare chi non è scaramantico. L'arrivo al Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Dubai, dopo 5 ore e 25 minuti di volo nel giorno di Natale, quando in loco sono le 20:40, offre le prime riflessioni sulla magnificenza di questa metropoli. 6 piste, 120 milioni di passeggeri e 12 milioni di tonnellate di merci l'anno sono i primi numeri che evidenziano l'importanza dello scalo emiratino. Le immagini parlano da sole.